Bentrovati amici di Rugby House, doveva essere una battaglia è stata. Sto ovviamente parlando della semifinale del Quaggia tra Mogliano e Rovigo. Gara 1 di questa semifinale scudetto ovviamente sarà il tema principale di questa trasmissione. Ne parleremo col coach della VEA FMCZ Rugby Rovigo Delta, Andrea De Rossi. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao, buonasera. E un ben ritrovato anche a Ivan Malfatto, il Gazzettino. Ciao Ivan. Ciao e buonasera a tutti. Allora, abbiamo detto battaglia, lo è stato in campo e anche un po' fuori. E prosegue. Subito col è inutile petto, perdere tempo, insomma Andrea, dai. Parliamo del campo, dai. Sì, no, in campo è stata una vera battaglia, una partita molto ruvida, molto dura, come lo sono le vere partite di rugby, come lo sono poi alla fine i playoff, dove insomma si sa, la posta in palio è alta, c'è questa, tutti vogliono andare in finale, quindi nessuno vuole perdere, come mai, neanche in campionato, però dai, il clima si scalda e si studia ancora molto di più anche l'avversario, quindi diventa veramente anche una battaglia proprio di nervi, perché inizi a conoscere, non dico a memoria i meccanismi degli avversari, ma conosci parecchio dell'avversario, fai anche uno studio sull'arbitro, fai anche quello, insomma cerchi di capire quali possono essere i dati necessari per svolgere la partita in un certo modo, affinché anche l'arbitro possa essere un aiuto e non invece ti venga contro. Non sempre ci riesci, non sempre si riesce a farlo, ma ci si prova. Però sicuramente sul duro e ruvido la partita lo è stata, quello sì. E a noi, Ivan da Rodigini, questo tipo di partita piace molto. Sì, piace e poi in qualche modo riscatta quei dubbi, quelle critiche, chiamiamoli, che erano emersi dopo il derby, nel quale appunto anche sentendo molti tifosi, no, una maggiore delusione non era stato tanto aver perso col Petrarca, ma aver perso in quel modo, dando la sensazione di non avere fame, di non combattere fino in fondo. Direi che questa volta la situazione si è capovolta, no? L'allenatore del Mogliano, anche legittimamente, ha detto che la sua squadra ha giocato, ha fatto un volume di gioco maggiore. Io semplicemente dico, il Mogliano ha giocato, il Rovigo ha combattuto, nel rugby 9 volte su 10 vince chi combatte, insomma. Tra l'altro una bella prova di carattere, si diceva, per i minuti in cui Rovigo ha giocato in inferiorità numerica. Sì, è vero, quella è stata un po' anche la chiave, rientrare in spogliatoio in 13 con 3 punti appena segnati da una bella mischia, poi un bel drive, ed è un bel segnale. Onestamente nel colloquio che ho con Pippo in cuffia, quando siamo rimasti in 13, insomma ci siamo detti attenzione, adesso dobbiamo tenere questi minuti, e in effetti siamo stati bravi, e lì è stata la prima prova di un finale di primo tempo, insomma, di concretezza, di solidità anche mentale, quella che Ivan parlava di così un po' di reazione. Sì, di mancata reazione nel secondo tempo a Padova. In parte è anche vero che c'è stata questa mancanza di reazione, ma noi l'abbiamo più descritta, abbiamo fatto passare 40 minuti lineari, siamo arrivati all'80esimo, 82esimo e ho detto ma com'è finita? Cioè, quindi in parte è vero anche quello che dice Ivan, in parte poi scattano anche altri meccanismi, però domenica questo non è successo. Alla fine del primo tempo è stato veramente un chiaro messaggio per dire siamo in 13, dovete sudarvela lo stesso. Secondo te, essendoci un ambiente comunque partito abbastanza sereno, un grosso rapporto tra giocatori e staff, un equilibrio abbastanza stabile, Rovigo ha bisogno di queste scosse per dire prendiamo un piglio diverso, o tutto no. Dici che è stata una partita a sé che ha dato stimoli diversi? Hai fatto un parallelismo con quella di Padova? Sì, mi sono collegato a quello che ha detto Ivan. Sappiamo quanto sia importante il derby col Padova. Noi vogliamo vincere tutte le partite, questo l'abbiamo sempre detto, come credo tutti, e ce la mettiamo tutte. Poi è chiaro che il responso del campo è quello, ha vinto Padova di 3 punti. Non sì, è? Sì, no, ma mi riferisco al fatto di dire c'è bisogno di essere in 13, guardarsi in faccia per magari acquisire maggiore fame, tra virgolette. Ma guarda, quello è una cosa che viene col tempo, viene con, non è che per chi rimane in 13 si guarda in faccia e scatta un qualcosa. La molla scatta se veramente tutti quanti ci credono e tutti quanti hanno ben chiaro il loro obiettivo, quindi in quel momento, per come probabilmente è andata la stagione, per i messaggi che abbiamo dato, per quello che è la volontà dei ragazzi e anche per la crescita che c'è stata rispetto
ad agosto quando siamo arrivati. Probabilmente, ecco, domenica è stato un messaggio chiaro, una partita comunque difficile perché è una partita di playoff, una squadra dura sia fisicamente e anche proprio come tipo di gioco, è una squadra che fa tanto possesso, quindi se non difendi bene prendi 30-40 punti, e in un momento critico ci sono guardati intorno, hanno avuto quella forza che dicevi te per dire no, questa siamo in 13 e tiriamo fuori quello che abbiamo, ma non è che sempre chi rimane in 13, certo. Quella è esatto, se no sarebbe facile. Certo, non è automatico. Va dato merito che in quell'occasione Rovigo è stata brava a sfruttare l'inferiorità numerica. Da un punto di vista tecnico, Ivan, la reazione della stampa in generale ti ha sorpreso? Della stanza Rodigino, soprattutto di quella di Mogliano, cioè, ad alcuni ha fatto un po' pensare, un po' di critiche su Mogliano, perché in fondo ha fatto la sua partita. No, non mi ha stupito perché queste partite si vincono con la concretezza e credo che anche la stampa trevigiana poi abbia sottolineato questo quando ha criticato Mogliano. Secondo me Mogliano ha fatto una bella partita. Adesso questa non è una critica a Rovigo, ma secondo me ha fatto una partita più bella del Rovigo, no? Come volume di gioco, possesso, ha fatto 2 mete, ha fatto molte più fasi e tutte queste cose. Però io, come dicevi tu prima, a noi a Rovigo piacciono questo tipo di partite e quando vinco una partita combattuta come questa, per me è ugualmente bella che avere giocato con 20 fasi. Quello che a me ha fatto scattare in testa che poteva essere una partita di questo genere non è stata tanto la reazione nella doppia inferiorità numerica, che tra l'altro, se non ricordo male, l'anno scorso con Viadana patì anche Mogliano e riuscì a resistere, se non ricordo male, nella partita d'andata proprio a Mogliano restarono in 13 contro 15 e riuscirono poi a venirne fuori. Quindi questa è un'altra dimostrazione di quello che deve essere lo spirito dei playoff. Ma io ho rivisto un po', diciamo, il Rovigo concreto che va al sodo nel calcio di Basson da 55 metri, no? Che poteva anche essere sbagliato, che probabilmente è stato calciato perché c'era il vento a favore, ma lì ho detto ma forse questo è il Rovigo che vuole prendere tutti i punti che può e ci è riuscito in parte, perché poi nel secondo tempo 3 o 4 piazzati mi pare li ha sbagliati Basson. Tra l'altro, curiosità, li hanno sbagliati tutti in quella porta, quella del secondo tempo del Rovigo. Lì mi pare che sia entrata solo un calcio di Padovani, sia il Mogliano sia il Rovigo ha sbagliato tutti i calci lì, quindi o c'era qualche giro di vento particolare o non so che cosa, insomma. Una porta stregata, insomma. O una porta stregata, però è successo così, ecco. Quindi andiamo a vedere però gli highlights di questa semifinale, gara 1 di Mogliano contro Rovigo. Gara 1 di semifinale playoff campionato italiano 2013-2014, stadio Maurizio Quaggia di Mogliano Veneto. Ecco i beniamini della Femicis Zeta Vea Rugby Rovigo Delta, i bersaglieri che entrano di corsa come sempre nel campo che ospiterà appunto la semifinale tra il Mogliano Veneto, la squadra di casa, e la Femicis Zeta Vea Rugby Rovigo Delta. Alessandro Onori, la possibilità di portare i primi 3 punti di questa gara 1. Il pallone esce di lato, c'è un vento di traverso che certamente condizionerà il gioco al piede. In aprile nella trasferta di Prato, vediamo l'esecuzione di Alessandro Onori, il pallone, attenzione, a di lato ancora una volta. 3-4 metri, attenzione a fondo, touche, va a contestare Ruffolo, disturbata l'azione del Mogliano, Bocchi recupera il pallone, arriva il sostegno offensivo, poi c'è un intervento di Lubian che guadagna il primo penalty per il Rovigo, afflitto da un disturbo muscolare. E intanto andiamo a vedere l'interpretativo di Stefan Basson che è laterale, attenzione, centra i pali, centra i pali Padovani, Enrico Ceccato trova il break, attenzione, attenzione, ed è meta! Alessandro Onori riesce a capitalizzare e convertire la meta, ma non è possibile con un drop di Stefan Basson. Molto bene, Aci Picchia, che bravo, Rosmecche a recuperare palla, anzi Giovanniker a recuperare palla. Guadagnato un penalty dal Rovigo, a largo i rossoblù
poi con un calcio a seguire si tuffa sul pallone e ora Cici Basson centra i pali e porta nuovamente in vantaggio il Rovigo, magari per evitare danni da vento. Ottima presa di Edo Ruffolo, pallone poi cade fuori dal raggruppamento, però Marco Frati è riuscito a afferrarlo, a metterlo a disposizione dei compagni. Rovigo è lì, partono i rossoblù, ci prova anche Luke Maoni, il Mogliano si difende con i denti sulla linea di meta. Rovigo ancora in possesso di palla, c'è Rohan pronto a intervenire e altro penalty per il Rovigo. Certamente hanno avuto la maggioranza di possesso e territorio, ma non sono riusciti a concretizzare tutto il volume del proprio gioco fatto. È così, è così! Certamente giovane, quindi poco esperto, ma che sa leggere molto bene la difesa avversaria, in questo caso quella del Rovigo. Ha trovato un break strepitoso e adesso il pack del Mogliano conquista palla in touche e poi va a guadagnare un penalty. Attenzione, parte velocemente Barbini, guadagna ovviamente i 10 metri. Mogliano insiste con Alvorsen, palla fuori, Bacchin riceve la palla ma stiamo a vedere. Chiaramente siamo in chiusura di primo tempo, la possibilità di accorciare il punteggio. Attenzione, la palla colpisce il palo, arrivano 2-3 rossoblù che poi vanno ad annullare. Padovani è riuscito a trovare il break attorno al pacchetto di Mischia. Splendida partita del numero 10 del Mogliano. Adesso c'è una protesta, calcio di punizione per il Mogliano. Questa non ci voleva, questa non ci voleva. Mogliano che insiste, ma Liperini interrompe il gioco. Trofeo di eccellenza. Ci prova Edoardo Padovani a centrare i pali per il Mogliano. Così è. Bilingawini, mediano di Mischia, fuori per Luciano Rodriguez. Giovannicher che va a impattare sulla difesa del Mogliano, ma ancora i rossoblù in possesso di palla. Gawini cerca di farsi largo tra le maglie del Rovigo, placato da Agustin Costa Repetto. Ed è calcio di punizione per il Rovigo, sanzionando già 2 volte appunto il pack trevigiano. Basson calcia il pallone, ma la palla passa altissima sui pali. Ingaggio, ecco l'introduzione di Frati. Rovigo vince palla, stappano le prime linee e l'arbitro Liperini comanda un penalty ed è tutto quello che ci vuole per il Rovigo. E quando magari il reffolo di vento scende un pochino e la palla va fuori nettamente, niente da fare. L'esecuzione al piede di Padovani è felice, che insistono sull'asse verticale. Mogliano non riesce a ricacciare indietro i bersaglieri che piano piano si avvicinano alla linea di meta del Mogliano. Attenzione, 20 centimetri solamente, prova a partire di nuovo Boggiani, sì, ricacciati indietro, penalty per il Rovigo, è tutto quello che serve. Allora, stiamo a vedere l'esito di questa trasformazione. Ecco le prime linee, c'è Lucchese che va già a dare un po' di pressione a Marco Frati. L'introduzione, gira la Mischia ed è calcio per il Rovigo. Altri giocatori nel Rovigo, i Pilone Borsi. Attenzione, oh la Peppa, accidentacciolina con Cici Basson up and under. Naturalmente il vento frena la parabola rodigina e poi ovviamente ingenuità. Mogliano non ha creato clamorose occasioni da meta. Di pochissimo a lato il calcio di punizione di Stefan Basson. Lucchese, Padovani, arriva l'intercetto di Rodriguez ed è meta in mezzo ai pali e Rovigo forse chiude la partita qui.
Cornwell, che sicuramente hanno dato una sferzata alla squadra di casa. Arriva anche la trasformazione di Basson, vento a favore, ma ai ai ai, il vento ha smesso di soffiare proprio adesso. Il calcio è molto buono, centra i pali Matt Cornwell, la palla viene recuperata da Billy Ngawini. Basson al piede, chiara la decisione, addirittura tenta il drop Steffi Basson, e per un pelo ottima la difesa da parte del mediano di Mischia Frati. Al largo, superiorità numerica, Barbini fissa l'uomo, errore clamoroso della terza linea di Mogliano, che aveva l'uomo libero. Attenzione, e poi arriva comunque la meta da parte di Alessandro Onori. Ecco il tentativo di Cornwell che non entra, e quindi 19-22 rimane il punteggio. Cornwell stupefatto, probabilmente pensava che la palla fosse passata attraverso l'H. L'arbitro Liperini dice no, guarda, non è così, e dunque Rovigo si aggiudica gara 1 con una accortissima tattica di gara, capitalizzando al massimo tutte le occasioni che ha avuto, sfruttando anche con la classe di alcuni propri giocatori come Luciano Rodriguez, che si è letteralmente inventato una meta di intercetto e che ha scavato il solco nel momento decisivo del match. Ma forse è stata un po' di disciplina, giusto o sbagliato che sia, ci ha penalizzato, e Basson ci ha penalizzato con i suoi calci e niente di più, perché abbiamo fatto il nostro gioco come volevamo e bene così, insomma. Sì, ho fatto quello che dovevo fare, insomma, giocare, tentare di giocare alto e consolidare tutto il lavoro che abbiamo fatto. Penso di averlo fatto, e peccato per l'intercetto, che un po' di rammarico c'è, però purtroppo il rugby è così. Quello ci ha tagliato le gambe e purtroppo quando si cerca di attaccare alti questi sono i rischi, e ho sbagliato il mio passaggio troppo lungo. Bravo Rodriguez, moltissime possibilità, perché con il nostro gioco possiamo battere chiunque e al Battaglini siamo carichi, arriveremo carichissimi. Siamo fiduciosi, adesso li aspettiamo a casa nostra e abbiamo fatto una buona partita, portato a casa il risultato. L'unica cosa che un po' mi rode è i 5 punti alla fine, potevamo anche non prenderli, però tutto sommato va bene. Sì, giocare, perché abbiamo studiato anche l'arbitro è con la squadra che attacca, quindi noi vogliamo attaccare e loro sono una squadra che attaccano bene, e quindi se abbiamo la palla noi loro non giocano. No, si sapeva, anche loro avevano una terza linea buonissima, infatti Barbini è stato quello che ha fatto fare la metà alla fine, grazie a lui. Sì, è stata una bella sfida, adesso li aspettiamo a casa. Appunto Barbini è andato via al placcaggio e ho cercato di riprenderlo, mi sono lanciato, lui si è appena un po' abbassato e io ho appena preso per il collo, però dopo lui si è lasciato andare, quindi è stato bravo perché ha fatto il furbo. Ma no, atteso, è normale, la semifinale, ci teniamo a far bene, ci teniamo a passare il turno, quindi è normale. Poi giochiamo a Mogliano contro una squadra, insomma, che gioca, quindi sai, ti aspetti un bel ritmo, ti aspetti di dover difendere bene. Così per il discorso di disciplina. Ancora una volta, insomma, prendere 3 gialli in una partita non è mai successo, quindi puoi giocare in 14 per il tempo. Per il resto siamo stati bravi, abbiamo difeso molto bene, tolto nella prima occasione dove sbagliamo un placcaggio in prima fase praticamente. Per il resto siamo stati molto bravi. Far giocare Mogliano vuol dire poi difendere bene. Noi vogliamo fare così, vogliamo difendere bene e se hanno la palla batterli in 1 contro 1. In parte ci siamo riusciti e in quell'occasione purtroppo no, poi abbiamo preso questa meta nel finale dove l'abbiamo concessa, diciamo così. Loro sono stati bravi, potevamo fare qualcosa di più, ma insomma all'88esimo di una partita molto dura
ci può stare. Ma no, non so a quale partita ti riferisci, perché tolto Calvisano tutte le resto delle partite abbiamo vinte, quindi sono 2 partite su 22, ci può anche stare. Sai com'è? Sai, il famoso pelo nell'uovo, sì, famoso pelo nell'uovo, dopo aver vinto 17 partite consecutive e averne persa una solo prendendo calci. La domanda così non è molto opportuna, quindi direi che oggi siamo stati giustamente, come dici te, molto concentrati, è vero, ma come lo siamo sempre stati, e credo che una semifinale porti ovviamente a livello di entusiasmo, di concentrazione, ma anche di preparazione. L'abbiamo preparata, le prepariamo tutte bene, nel senso speriamo di preparare tutte bene, questa proprio nel dettaglio, e quindi come dici te è stata alzata anche la soglia della concentrazione, e dei momenti cruciali siamo stati veramente bravi nel gestire le inferiorità numeriche, ma anche proprio il tempo e le scelte. Probabilmente una scelta su una touche non azzeccata, non programmata nel piano di gioco, è stata un po' una scelta, ci sta. Poi tutto il resto, anche proprio la comunicazione nei calci, dove piazzare, quando piazzare o andare in touche, è stata molto, come dici te, è cresciuta molto questa soglia qua. Al di là è chiaro che se finiva con 9-10 punti era diverso, non c'è dubbio, però sono 160 minuti. Noi abbiamo detto alla fine partita proprio questo: il primo tempo è finito, adesso c'è il secondo tempo che sarà domenica prossima. È 3-0 per noi, non è un grande vantaggio, però insomma giochiamo a Rovigo, per fortuna non c'è nessuno infortunato, quindi stiamo tutti bene, questo è un dato importante, e insomma ci siamo scontrati, quindi ci siamo conosciuti e abbiamo capito insomma quali possono essere le armi per battersi. Credo anche loro insomma avranno le loro idee, quindi credo che se sarà una giornata bella come oggi a Rovigo ci divertiamo. No, la partita è andata come abbiamo programmato che andasse, noi giocare e loro che calciavano. Tanto che il nostro problema è che abbiamo sbagliato 3 calci o 4 calci abbastanza fattibili, e quelli sono punti in meno. All'attivo qua ci sono 2 mete contro un intercetto, una meta di intercetto, e siamo riusciti a fermare la loro maul, che è la cosa più pericolosa, in cui fanno più mete in assoluto. E devo dire che alla fine sono soddisfatto dei miei ragazzi, perché hanno fatto vedere in campo bel gioco, si sono divertiti e sono rimasti là attaccati a una squadra che è nata per vincere uno scudetto. Tutti quanti, i nostri, i vostri, i nostri devo dire hanno fatto tutta la linea, 3/4, gli avanti hanno fatto tutti benissimo. Il sacrificio degli avanti per gestire e per tenere quelle maul c'è stato, enorme. Hanno speso tanto e vediamo adesso la prossima settimana cosa viene fuori. Queste sono, sì, alla fine qua gli arbitri giudicano a chi grida di più. Hanno gridato di più dalla panchina di Rovigo a quanto pare, e ha preso una decisione a loro favore. Però mi sembra una cosa assurda che prima dell'introduzione dia un calcio di punizione per una mischia che non è stabile, che è più girata. Ci avevano tagliato fuori il campo aperto e il calcio l'ha dato a noi, quando il vantaggio era ovviamente loro. Quindi Liperini ci ha già fatto questo a Prato, e dobbiamo gestire anche questi arbitri che purtroppo non riesco proprio a comprendere come gestiscono la mischia. No, noi abbiamo dei infortunati che stanno rientrando, Matt, Cornwell e Avo, e al secondo tempo sono riusciti a fare quello che volevamo, dando velocità al gioco. La nostra squadra non ha delle stelle. Sono tutti ragazzi che hanno buone capacità, ma non abbiamo stelle che ci risolvono la partita. Durante la stagione regolare la partita a Rovigo è stata persa, diciamo, con un certo margine. A Mogliano una partita molto discussa, avete perso di pochissimo, oggi perso di pochissimo. A Rovigo vinciamo. Come fai? Mi è servita su un piatto d'argento, a Rovigo vinciamo e speriamo di vincere più di 3 punti. Loro sono, è una squadra con delle pressioni enormi. Rovigo è una piazza difficilissima. Immagino che non si metteranno a giocare nonostante abbiano le capacità per muovere il pallone dietro. Devo dire che in questo anno abbiamo visto un Rovigo splendido all'inizio dell'anno, e poi che si è involuto sempre di più. Adesso quello che fanno è pick and go, grandi molloni, grandi calcioni, ma una linea con la gente che hanno, che si muove, veramente ne ho viste poche di azioni. Quindi mi auguro e credo che, perché non vogliono rischiare,
continueranno a fare questo gioco. Riguardando anche le interviste del post partita, diciamo una partita nella partita, un match che comunque si prolunga anche nei giorni successivi. Insomma, Properzi non le ha proprio risparmiate, no? Da un punto di vista mediatico. So che non l'avete presa benissimo di primo acchito, poi comunque fa parte forse anche di una tattica, di rendere un po' più nervosi. Non lo so, come l'avete presa, ecco, qualche giorno dopo? Ma sì, siamo rimasti così un po' stupiti sinceramente, perché non c'era motivo di fare quelle dichiarazioni, né tantomeno tirare in ballo Padova, che onestamente non vedo cosa c'entrino. Però, come dici te, ci può stare, quando perdi comunque hai sempre qualcosa da recriminare. Quello che insomma non quadra è quello che aveva dichiarato nel pre. Cioè abbiamo raggiunto l'obiettivo, siamo tranquilli, siamo sereni, tutti aggettivi qualificativi, capito? Bello, tutto a posto, tutto tranquillo, poi finisce la partita. Comunque, come ha detto Ivan e confermo anch'io, Mogliano ha fatto una bella partita, ha giocato bene, l'abbiamo combattuta, un tempo loro hanno avuto il possesso, noi abbiamo difeso bene, 2 mete loro contro una nostra, una bella partita. In campo, fuori dal campo, pubblico, una bella giornata di rugby, non ha piovuto, cioè che vuoi di più? Tutto quello che serve, 3 punti di vantaggio, cioè se io ero Properci ero più che contento. È chiaro che poi puoi dire, cavolo se non mettevo dentro i calci, e come possiamo dirlo noi, l'arbitro ha fatto 2 o 3 cavolate, come l'ha fatte per noi, ma andiamo a Rovigo con 3 punti, mica 20, mica 5-0, è 50-50, esatto, è un 50-50 se non qualcosa in più per loro, perché vengono qua, insomma, quindi voglio dire, una sparata del genere da un amico, da un allenatore che dichiara di essere tranquillo, insomma, tanto tranquillo, se poi insomma è andata anche un po' oltre, dire che ci impallinano, cosa ha detto, fuori da casa se non vinciamo lo scudetto, ma insomma è una cosa insomma, che va un po' oltre, però è nell'eccesso di Franchino, lo era anche come giocatore, un po' così, molto peggio, era molto peggio, quindi finisce lì e botta risposta, rimanendo ovviamente sempre in linea con quello che è una certa etica, una certa forma, una correttezza, dai. Ivan, voluta o per te proprio trasporto post partita? Per me ci sono 2 letture, sia quella della voluta, scuola Casellato per incendiare gli animi, e non è detto che magari Casellato non gliel'abbia anche, non dico suggerita, la Nuova Zelanda adesso. No, non suggerita in quel caso, ma magari come parlandosi prima come strategia, se perdi spala eccetera eccetera, no? Che ci sta. E però quando ho letto, intanto io contraddico Andrea, secondo me Franchino è stato un grande a dire queste cose, mi sono divertito un sacco a titolare quella cosa domenica e faccio i complimenti ad Andrea, perché questa riflessione del dire se allora fai così forse non è così vero che sei tranquillo, è una riflessione che condivido e che è profonda. A mio avviso ci sta tutto. Io mi ricordo che ai tempi di Cesco Dotto, allenatore qui poco amato, ma che invece a me ha sempre fatto una grande simpatia, insomma ho sempre avuto una grande ammirazione per lui, quando incontravamo il Petrarca giocava così, lui parlava di paleo rugby, no? E chi c'era dall'altra parte, che mi pare ci fosse anche Munari, venivano fuori certi baruffoni, no? E quindi insomma ci sta, ecco, io da Rodigino dico vabbè, se giocare come da Petrarca mi permette di vincere, sono contento di giocare da Petrarca, e quindi insomma i playoff senza polemiche di questo genere secondo me non sono dei veri playoff, quindi ci sta. Andrea, non avete la sensazione tu e Pippo di essere come vuol dire, un bersaglio molto piacevole per tante persone, a prescindere anche da Rovigo, proprio come coppia di allenatori? Siete giovani, rampanti, no? Quando sei bello, lo Io sai. non ho detto bello, te lo sei detto da solo. Quando si è belli, ma no, sai, alla fine comunque siamo due allenatori emergenti che comunque negli ultimi anni stanno comunque ottenendo dei risultati con squadre diverse, con percorsi molto simili. Ora non stiamo qui a rinarrare la storia, ma no, sia Filippo Annoceto che io col Prato abbiamo fatto un crescendo sempre, in realtà più o meno simili,
fino ad arrivare insomma comprato a raggiungere le finali scudetto. Ora siamo qua in un primo anno di molti punti interrogativi, con molta critica. Siamo arrivati in fondo anche questa volta Ma voi siete quindi, anche molto mediatici come il fatto di essere mediatici ci può stare, non lo so. Io sono uno tranquillo, nel senso faccio parlare chiunque, credo ognuno sia libero di dire quello che pensa, che sia bravo, non sia bravo, intelligente o meno. Io sono cosciente di quello che sono e che so fare. Non c'ho bisogno di dire ho vinto perché non ho vinto niente, perché questa è la cosa bella, capito? Cioè, posso dire sono stato in finale ma non ho vinto niente, cioè chi ha vinto è Cavinato e Casellato che hanno vinto, quindi sai, quando uno mi critica è Presutti, bravo, esatto, è Presutti, sì, che però ha un po' più di anni di me. Quindi in questa fase, ok, sì, 3 anni di esatto. era post Celtic League. Esatto, sì. Quindi se uno mi dice non sei buono a niente, non posso dire stai zitto perché ho vinto. Ci piace stare in mezzo alla gente, condividere, cioè, proprio dopo la sconfitta col Padova siamo andati con Filippo Vincento lì al bar. Si può dire il nome? dico Pedavena, no? Sì. Dove c'è tutti gli anziani, c'è il capo lì, quello signore, insomma, che ci hanno detto il presidio, bravo, che stanno tutto il giorno lì, quando ci vedono, a detta loro, ha detto, ti chiamano Rossi ancora. A parte mi chiamano Rossi, il De fanno fatica, ma non sono di Livorno, non sono di Livorno, tu pensa che lì a Bana lo chiamano Obama. quindi andare lì e sedersi, cioè, capito, anche con ironia, con simpatia, e far sfogare questa gente che non trova mai niente di positivo, ma non c'è mai niente che va bene, eppure li affronti con simpatia, perché comunque è anche il bello di una città che vive di questo. Poi magari parli con Ivan e entri in un aspetto più tecnico, poi appunto vai lì e c'è questo. Quindi essere inseriti anche in queste realtà, in diverse realtà, più o meno competenti, e l'esserlo comunque con serenità, sapendo che quando uno fa il proprio lavoro fatto bene, insomma, non ha niente da nascondere, ok. E poi c'è questo affiatamento, sicuramente un affiatamento personale tra me e Filippo di amicizia, e che poi va anche nella competenza proprio del nostro lavoro, che è qualcosa in più, ecco, sì. Tu sei d'accordo su questa mia visione di loro che sono secondo me loro, al di là dei caratteri, che poi uno può esserti simpatico, antipatico, magari come a me loro così a pelle da quando li ho conosciuti, prima via telefono quando li chiamavo per lavoro, poi sono sempre risultati molto simpatici e comunicativi. Ci sarà gente a cui risultano antipatici, no? Secondo me qui a Rovigo quello che loro pagano ovviamente è il peccato originale, no, di essere venuti in una città che smania per conquistare lo scudetto, ha costruito una squadra, anzi ha permesso a loro di costruire una squadra, perché non dimentichiamo che insomma loro di fatto hanno svolto insieme a Pietro Reale, però se la sono costruita la squadra, quindi ha dato la possibilità di costruire questa squadra, l'ha sbandierato ai 420 perché il nostro presidente, il nostro modo di fare questo, a differenza di Calvisano che ha fatto tutto con tranquillità e ha fatto una squadra altrettanto forte, forse anzi più forte, sì, visti i numeri insomma del campionato. E quindi dal primo giorno in cui sono venuti qua, loro sono venuti qua per vincere. Non è detto che ci riescano, hai capito? Sì. Io spero che ci riescano, anzi sono fermamente convinto fino a un minuto dopo di quando ci avranno eliminato che ci riusciranno, però questo è il clima in qualche modo, cioè è il contesto dove sono venuti, dove si sono posti, ed è inevitabile che questo ti esponga poi a critiche, a tutta questa serie di cose. C'è poca elasticità, poca disponibilità. No, non secondo me è la sommatoria di un ambiente caldo come Rovigo e di un modo di gestire questa cosa, esatto, come ha sempre, le enormi aspettative, hai capito? E quindi tu devi avere la forza mentale, che può essere preparare le partite come ritieni e giocarle, affrontare poi i tifosi con il sorriso, rispondere alle polemiche in maniera decisa così, ma non sguaiata e becera, e andare avanti fino in fondo. Se poi riuscirai ad ottenere quello
che l'ambiente si aspetta da te. Bene, se non ci riuscirai si vedrà come non ci sei riuscito e lì poi si daranno i giudizi. Ovviamente saranno negativi comunque per una parte, però dipende sempre, insomma, da come lo perdi un campionato, a mio avviso. Ecco. E comunque, proprio perché è una questione mentale, io fino a quando non l'abbiamo perso non voglio parlare di come l'avremo perso, io voglio parlare di come tenteremo di vincerlo. Insomma. Assolutamente. Andrea, visto che l'hai nominato prima, Umberto Casellato, dopo Rovigo, ha detto Rovigo mi ha insegnato molto come allenatore. A te in questi primi mesi, che poi insomma è quasi una stagione, cosa ha insegnato Rovigo? Ma intanto a vivere con la pressione vera di una città che appunto vive di rugby, sai, ho detto tante volte, a Prato abbiamo fatto 2 finali, tolto gli addetti ai lavori qualcun altro, insomma, che si sia vinto o si sia perso, la città non è che, capito, vivesse di quello. Sì, si sono appassionati un po' di più, però ecco, non è come qua che esci di casa e dal bar, cioè. L'amica di mia suocera, no, la Laura, che se anzi mi vede la saluto, era lì con le sue amiche, passato Montariol, e allora mi raccomando, dove la trovi una città? Dove... Quindi sicuramente il vivere il quotidiano, vivendo di rugby, vivendolo proprio in prima persona, è una cosa che insomma non avevo mai provato, quindi questa è la prima cosa. Poi sicuramente è una crescita anche personale dell'organizzazione che questa società ha, che ha permesso sia a me che a Filippo di allargare un po' la visione, di allargarci un po' anche su quello che è l'analisi, la statistica e la professionalità proprio, cioè qui ogni persona ha le sue competenze, poi si può discutere, si può dire tante cose, tutto migliorabile, certo. Tutto migliorabile, però ognuno ha una sua mansione, cosa che ad esempio, sai, io purtroppo parlo solo di Prato perché sono soltanto a Prato, quindi a Prato invece mancava abbastanza, eravamo noi a fare un po' tutto insieme, ovviamente a Gabriele Lai che era il direttore sportivo. Aver perso la Coppa Italia onestamente è una cosa che non riesco ancora a dimenticare e veramente non credo ancora, forse non l'abbiamo mai giocata, forse l'ho rimossa. Quella è una cosa proprio che mi dispiace tantissimo, perché per me il mio sogno, ho sempre detto, quando giocavo contro Rovigo ho sempre detto, cavolo, una finale a Rovigo è il sogno di chiunque, pensa che bello stadio. Quando più ho visto perdere contro il Padova ho detto ma è impossibile, ecco, che voi l'avete rimossa. Ho detto ma come cavolo fanno a perdere a Rovigo? Non si può perdere una finale a Rovigo, non si può perdere, hai visto, con le Fermero l'abbiamo persa, e quindi quella è sicuramente il momento più difficile, ma proprio il mio emotivo, non tanto sull'aspetto tecnico, poi si può dire cambi, ma mentre Calvisano è una sconfitta che ci può stare brutta, abbiamo già detto, insomma, brutta per come è venuta. Noi dove volevamo attaccare non siamo stati veramente, insomma, senza una palla, abbiamo sofferto un miseria, quindi però probabilmente il dopo Fiamme Oro, ma più che altro, più che per l'aspetto tecnico, proprio personale, mentale, morale, di rispetto, la società, la città, i giornalisti, che ovviamente, sai, hai vinto 17 partite, arrivi lì, hai vinto fino a pochi minuti alla fine e butti via, insomma, un primo trofeo che comunque era un obiettivo, quindi anche per quello, insomma, ci tenevamo, e quello forse è il momento, sì, un po' più delicato. Sì. È più bello, visto che dobbiamo anche tirare su un po' di animi e dare della positività. No, tanti, dai, belli. Il più, proprio quello che ti resta dentro. Ma quello che ti resterà dentro. No, io ho detto premesso che dovesse finire qua. Ma no, ovviamente le vittorie con le squadre più importanti, la vittoria di Viadana è stata una bella vittoria, da tanti anni che Rovigo non vinceva là, col Prato è stata anche quella per tanti motivi, sono state due belle vittorie, differenti ma belle, ma è stato anche bello l'inserimento che abbiamo avuto all'inizio qua con il rapporto con la città, le iniziative che abbiamo fatto. Andrea lo conoscevo da giocatore, seguendo la nazionale mi ero fatto un'idea di una persona estroversa, gioviale, furba dal punto di vista giusto, hai capito, e tutto sommato nel conoscerlo poi personalmente mi rispecchia. Filippo invece proprio non lo conoscevo e quindi non ho idee, insomma. Io avendoci un rapporto
purtroppo non così frequente, perché essendo più in redazione che al campo, sì, ci passo ogni tanto, vado a trovarli e ho notato un comportamento abbastanza costante, lineare dall'inizio ad oggi. Ecco. Qualcun altro mi dice che in questi momenti di fine campionato, sconfitte così, sono un po' più sulla difensiva, sono un po' più tesi, e posso anche capirli, insomma. È anche ecco. normale. Però Sì. questo ti posso dire rispetto alla domanda. No, ma ecco. anche, mi ricordo perfettamente quando le prime volte siamo in trasmissione ho detto no, io sto benissimo, però dobbiamo ancora perdere. Per cui, esatto, bravo, e proprio ho detto verrà, quando verrà ci penseremo. Però è tempo passato. Adesso facciamo un breve, rapido salto a Calvisano per parlare un po' dell'altra semifinale dopo la vittoria a Viadana, e poi ovviamente rientreremo con diciamo quelli che saranno i punti focali della semifinale di ritorno contro il Mogliano. Andiamo a Calvisano. Atmosfera distesa questa settimana a Calvisano in vista della semifinale di ritorno di sabato col Viadana. Il successo conquistato allo Zaffanella nel match di andata consente ai bresciani di guardare con fiducia al passaggio del turno. Il Viadana, per scippare al Cammi la nona finale della sua storia, dovrebbe vincere con un vantaggio di almeno 12, oppure conquistare un punto di bonus, assicurandosi che i padroni di casa non facciano contemporaneamente altrettanto. Le fredde statistiche, insomma, in questo caso scaldano il cuore dei tifosi bresciani. Al campo di via San Michele in passato il Viadana ha vinto 3 volte su 16 partite, mai con un vantaggio superiore ai 7 punti e mai, inutile dirlo, ai play-off, visto che in semifinale il Cammi non ha perso nemmeno una sfida delle 11 disputate in casa, né con questo né con quell'avversario. Insomma, per rovesciare il pronostico gli ospiti dovrebbero superarsi. Quest'anno negli scontri diretti il Calvisano ha centrato 3 successi su 3. Il Viadana potrebbe ritrovare in prima linea l'inglese Gilding, la cui presenza dovrebbe in parte raddrizzare un reparto uscito malconcio e nettamente battuto dalla sfida di sabato scorso. Le uniche preoccupazioni in casa Calvisano riguardano le amnesie difensive di cui la squadra ultimamente ha sofferto e che spesso hanno permesso agli avversari di riaprire partite dal risultato ampiamente acquisito. Guidi durante la settimana ha lavorato proprio su questi aspetti e sulla capacità dei suoi di mantenere la concentrazione anche quando il match pare ormai in cassaforte. Per sabato le previsioni meteo su Calvisano danno bel tempo. Era bello anche una settimana fa a Viadana, ma nonostante le ottime condizioni del campo, di rugby se ne è visto davvero poco. Speriamo vada meglio nel prossimo weekend. Ora, prima di tuffarci di nuovo sulla semifinale che vedrà protagonista la VFMCZ Rugby Rovigo Delta, domenica qui al Mario Battaglini contro Mogliano, facciamo una piccola finestra su Calvisano-Viadana. Calvisano, ottima vittoria a Viadana, chance per il Lombardo e meglio per i mantovani quasi azzerate, perdendo in casa probabilmente hanno detto addio alle finali. Sì, se invece di piazzare gli ultimi calci fossero andate in touche, magari fatto la quarta meta, aveva detto sicuramente finita. Piccolo spiraglio, molto piccolo, per tanti motivi, una mischia chiusa che comunque soffre, tanti infortunati, perché Viadana si è veramente avuto, poi tutta la panchina ha dovuto entrare per necessità, proprio infortuni. Ora non so l'entità, non so la gravità, però tanti infortuni e una squadra molto solida, una squadra quadrata che fa quello, fatto bene, quindi diventa dura. Un secondo tempo di Calvisano che ha gestito o che sta soffrendo un po', magari la tenuta fisica? Questo potrebbe essere, vedete voi. No, secondo me ha gestito, non ha sofferto. Però ho notato un modo di giocare a Calvisano che mi faceva notare Tommaso, il preparatore atletico della partita che aveva vinto anche qua, che è una squadra che gioca molto stretto e chiuso, cioè facendo fare pochi metri ai suoi uomini potenti, no? Se tu riesci a farli correre, se riesci a farli trottare, probabilmente li metti in difficoltà. Questa può essere una chiave per chi dovrà affrontarla, Mogliano o Rovigo. Però per il resto no, ho avuto la sensazione che una volta preso in mano la partita non ci sia stata storia, e credo che al ritorno, se succedeva quello che ha detto Andrea, cioè la quarta meta, che è quello che è successo al Mogliano con la seconda meta praticamente, che si è portato a -3, allora sì, col punto di bonus poteva essere, ma sinceramente andare in un campo come quello di Calvisano e vincere in maniera così pesante, una squadra che ha già dimostrato appunto i suoi limiti, che avrà ulteriori infortuni, secondo me, mi sbaglierò, ma rischia di sbroccare, cioè di perdere anche nettamente, insomma. Andrea, sul discorso del secondo tempo, un secondo tempo che comunque nell'ultima parte
della partita anche con Fiamme Oro, diciamo Calvisano aveva tirato un po' i remi in barca, ecco, è proprio una gestione, una volontà, un rilassamento? Un rilassamento, insomma, non dico normale, non dico giustificabile, ma che può succedere. È una squadra che comunque gestisce bene tutta la partita, non è mai stata in difficoltà, ha subito queste 3 mete, ma insomma non c'è mai stato pericolo che perdesse la partita, era sempre stata avanti, ha avuto proprio la concretezza, ha avuto il sentore che fosse una giornata, il controllo, e anche se nel secondo tempo hanno superato il centrocampo pochissime volte, però non c'era problemi. Sì, voglio dire, anche non si sta a guardare quali potenziali punti deboli potrebbe avere il Calvisano in ottica ovviamente finale, perché ormai abbiamo dato per scontato la presenza dei Calvini nella finale. Ritornando alla nostra semifinale, secondo te gara 2 avrà le stesse caratteristiche di gara 1? Dal punto di vista tecnico, voglio dire. Sì, ma Mogliano è quello. Noi sicuramente possiamo fare qualcosa di più, ma se anche facciamo giocare Mogliano e invece di sbagliare il placcaggio Meccan placca, fanno 0 punti, poi, o quantomeno non fanno mete. Poi dobbiamo sicuramente migliorare la disciplina, e anche lì rivedendo i video, sinceramente può esserci al limite il fallo, ma non il giallo. Il giallo con anche l'uso del TMO è stato, insomma, un uso sconsiderato, non utilizzato in maniera giusta, e qui l'abbiamo detto anche proprio a fine partita sia a Liperini che a Faccioli, parlando nel post. Non è tanto colpa dell'arbitro, ma è quantomeno un sistema sbagliato, cioè usare il TMO è comunque un'abitudine, devi avere un'abitudine, l'arbitro deve essere abituato e comunque saperlo usare con frequenza. Se te non lo usi mai, tutto un tratto ti trovi a usare il TMO, usi il TMO così come usare, e fai confusione. Sinceramente il giallo di Ingavini e quello di Frati sono gialli veramente da dire ma, e quindi in questo ritorno dovremmo comunque fare un po' più di attenzione sulla disciplina, anche se poi abbiamo preso 10 calci, 2 da mischia e 8 del gioco. Di questi 8 ne levi anche 2, sono 6, non è che 2 calci da mischia comunque li prendi sempre, bene o male, non è che devi migliorare tantissimo. La cosa grave è che di questi calci 3 sono stati gialli, quindi quella è l'aggravante, capito? No, io mi aspetto ovviamente un Rovigo, cioè, combattivo, come è stato a Mogliano, che sappia negli impatti, nei raggruppamenti. Io ero abbastanza impaurito dalle percussioni di Alvorsen, che sembrava veramente un guerriero vichingo che spazzava via tutti, invece poi ho visto che piano piano sono riusciti a tamponarlo, no? E poi per il gioco al largo anche, ecco, cioè, quindi se Rovigo riesce a conservare la combattività e la difesa che ha avuto a Mogliano, e se riesce a metterci qualcosa di più di giocato, che per me giocato non vuol dire fare 20 fasi con i 3/4, a me va benissimo anche fare un'azione come quella che poteva farci uccidere la partita verso i 3/4 del secondo tempo, quegli 8-10 pick and go con gli avanti, dove siamo arrivati in area di meta, poi abbiamo aperto, mi pare, per Ingavini e per Ragusi, lì c'è caduta la palla, Barbini l'ha ripresa ed è nata l'azione poi del giallo a Ingavini e della meta. Ecco, cioè, io mi aspetto appunto questo qualcosa in più del gioco, perché non è detto che ci vada sempre di lusso di avere un intercetto come quello che abbiamo avuto lì, insomma, e quindi se ci mettiamo qualcosa di più e magari riusciamo a mettere un po' ad andare in vantaggio, ecco, e a tenere a distanza di sicurezza, forse la partita si può gestire meglio. Se ce la giochiamo punto a punto e arriviamo agli ultimi minuti, che basta un calcio loro o una meta loro per capovolgere e per vincere la partita, poi lì può succedere di tutto nella testa dei giocatori. Abbiamo visto come sono crollati, no, con le Fiamme Oro, nella testa dell'arbitro e nella pazzia del TMO, perché insomma, lasciamelo dire, per me la tecnologia applicata al campionato d'eccellenza è come voler parlare di astrofisica a della gente che va al parco, insomma, cioè, hai visto anche con il discorso di Matteo Ferro, che è una cosa pazzesca, un video amatoriale mandato dalla società in cui non si vede il gesto, però si capisce che succede qualcosa prima e dopo c'è uno a terra dopo, che comporta 4 giornate di squalifica. Cioè, se si chiama prova TV o television match officer è perché deve dare una garanzia
E come la dà la garanzia? Con la tecnologia. La RAI avrà avuto 8 telecamere, 6, non so quante ne aveva lì. Quando la BBC riprende o quando riprendono a livello internazionale hanno 20, 28, 32 telecamere. A questo punto preferisco, scusami, l'errore dell'arbitro, ma che si assume la propria responsabilità. Ecco, un'altra questione che volevo un po' sollevare, non è un rugby un po' troppo chiacchiere, un po' troppo TMO, un po' troppo carte bollate? C'è un abuso generale della Super 15, guarda quello che succede in giro, stanno discutendo, c'è tante idee, tante cose, noi guardiamo il nostro, pensiamo a noi, quello che ha detto Ivan è la sacra santa verità. Prima di tutto, per attuare un TMO ci vuole la tecnologia adatta, prima di tutto, bisogna saperlo usare, bisogna essere competenti, bisogna aver fatto un percorso. E a quel punto allora poi forse possiamo anche parlare di TMO, però dire buttiamo lì il TMO e ogni occasione si chiama il TMO, fermi 5 minuti per capire se Ingavini è da giallo o no, poi chiamano Ruffolo, poi chiamano Lubian, poi lui dice probabilmente, ma dai, è una cosa che ne va proprio anche dello spettacolo di tutto, non ha senso, quindi... Sì, anche perché quello che doveva dirimere quella famosa immagine era se la RAC era ancora formata o no, ma insomma evidentemente non c'era. E allora la frase io non vedo niente, probabilmente è stato l'11. E lui dice, beh, probabilmente la butto fuori l'11. È lo stesso concetto di Matteo Ferro. Entra col ginocchio, non vedo che spacca Damiani, però poi Damiani resta per terra e allora lo butto fuori. Per carità, magari è successo anche così, non sto dicendo, ma allora non è prova televisiva, è presunta prova televisiva. No, perché poi le inquadrature sono dal lato opposto, non sono nemmeno dal lato... non ho neanche visto quel video, ho solo letto. La mia critica si basa non su quello che ho visto, ma su quello che ho letto dal giudice, quindi non voglio neanche vederlo quel video, perché è il giudice che ammette che non vede niente, no, nella sua motivazione. Quindi insomma, sicuramente tanto fumo, tanto lavoro, tante chiacchiere, però a noi ci resta il rugby in mano, ci resta la palla ovale, ci resta la voglia dei bersaglieri di arrivare a questa finale. Di certo bisogna dare la prova di amare questi colori, cominciano già a ridere, ovviamente, e di insomma, dimostrare quanto si è rosso-blu in campo. Prima però capiamo quanto siamo rosso-blu qui in studio. Quanto sei rosso-blu? Andiamo con Ivan Malfatto. Allora, si è parlato molto delle dichiarazioni post partita di Franchino Properzi, ma Ivan, tu sai perfettamente, credo, spero, che Franchino Properzi ha avuto ha condiviso qualche caps con il qui presente Andrea De Rossi. Allora, l'anno è il 99, fanno una pre-season all'Aquila contro l'Uruguay, ma anche nel mondiale giocano insieme per qualche minuto, non tantissimo a dire la verità. Andrea subentra a Mauro Bergamasco. Vogliamo sapere... Con l'Inghilterra. Vabbè. Signori, siamo a posto. Questa era facile. Sì, è facilissimo. Era facile questa. Per me, insomma, non lo so. Allora voglio che domanda mi fai a me. Questa però. è una domanda facile. Se era l'Inghilterra è una domanda facile. No, hai dato la risposta, è inutile dire le 3 possibilità, eri sicuro di tutto ciò, per cui... Me la ricordo bene per quello. Sì, non si parla dell'anno scorso, si parla di 16 anni fa. Sono vecchio. No, sei competente, dai, mettiamola così. Ora, Andrea, al tuo compagno di avventura è andata bene. Tu sai che Ivan Malfatto ha una grande passione oltre al rugby, che è... Sappiamo tutti. La sappiamo tutti. So. Che è la cosa? Quella lì, la box. Quella lì. La box. La box. Fammelo dire, dammi il tempo. No, la box. Allora, Ivan ha scritto anche un libro. Esatto. Bene, bene. Vogliamo sapere chi è protagonista del libro di Ivan. Vabbè, dai. Patrizio Oliva. Adesso è facile. Patrizio Sumbu Calambai. Vabbè, dai. O Primo Carnera. Facilissimo. Non me la sento di rispondere. Troppo facile. Facile. Primo Carnera, dai. Primo Carnera. Andiamo a vedere. Bravo Andrea, stavolta già mi ha beccato. Anche perché poteva trarre in inganno la sua foto di profilo di Facebook, perché tu hai la foto con Patrizio Oliva. Mezza foto, sì, perché non sono riuscito neanche a comunque vuol dire, poteva essere quello, però tu non sei nemmeno un utente di Facebook. No, io non lo so, però l'unico libro che ho è quello di Ivan con... Non ci crede nessuno. Vabbè, Ivan, vabbè, non ci credo. Comunque è andata bene, siamo stati... Ti porterò quello con Vidozza adesso. Ecco, bravo, Vidozza. Tutti friulani. Gran personaggio. Gigante.
Allora, è andata bene anche stavolta, vedete, la volta scorsa siamo stati buoni, hanno beccato entrambi le risposte quando sei rossoblu, abbiamo vinto. Stavolta loro hanno beccato le risposte quando sei rossoblu, quindi speriamo di continuare questo trend positivo. Domenica tutti allo stadio Mario Battaglini, gara 2 di semifinale. Grazie Andrea. Grazie a voi. Grazie Ivan. Grazie e buonasera a tutti. Forza Bersaglieri, ciao, tutti ciao. qui domenica. Buonanotte.